Buongiorno, ben ritrovati in diretta come sempre per raccontarvi le notizie del nostro territorio, tanti collegamenti, tanta la cronaca oggi, ma poi fra pochi minuti ci collegheremo anche con Venezia per la visita del cardinale Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, che appunto oggi è a Venezia e poi sarà anche a Jesolo per parlare con i giovani. Ne parleremo assieme al nostro Lorenzo Maier che si trova lì sul posto, dovrebbe arrivare ormai davvero fra qualche istante, ma in primo piano però con la cronaca che ci porta subito a Treviso per un altro, l'ennesimo incidente stradale che ha coinvolto un'auto dei carabinieri. Ce ne parla, lo vedo già sul nostro schermo, il nostro Cristian Arboit assieme a Nicoletta Rizzetto. Cristian, buongiorno, a te la linea. Buongiorno a te Daniela, anche da parte di Nicoletta, che ti mostra subito gli effetti dell'impatto che ieri sera ha coinvolto una gazzella dei carabinieri che è andata a sbattere contro questo muretto. Siamo in Pontebana, all'altezza della Porsche, in territorio comunale di Villorba. Cos'è successo? Sono da poco passate le 22 quando una gazzella dei carabinieri appartenenti alla caserma di Villorba stava intervenendo sul luogo di un altro incidente stradale poco distante, quindi potete immaginare la concitazione di quei momenti. Sono sempre momenti molto complessi, carichi di tensione per gli operatori, per le forze dell'ordine, quando c'è stato un tamponamento. La gazzella, con a bordo due carabinieri, avrebbe tamponato o comunque urtato una Smart sulla quale viaggiavano due persone, un uomo, un trevigiano, una donna padovana, poco più che cinquantenni. L'auto, la gazzella dei carabinieri, quindi è andata a impattare contro il muretto che vedete alle mie spalle. Si sono azionati gli airbag. Parliamo di un urto particolarmente violento. Il muretto è di cemento e poi pezzi di cemento sono finiti qui nella canaletta. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del SUEM 118, i vigili del fuoco per tutte le procedure del caso, e la Polstrada di Vittorio Veneto, perché è prassi che appunto quando succedono incidenti stradali che coinvolgono un corpo, a intervenire per i rilievi del caso non sia lo stesso corpo ma un corpo diverso, in questo caso la Polstrada di Vittorio Veneto. I due carabinieri sono stati portati all'ospedale. Ti posso dare anche un quadro aggiornato. Allora, uno dei due ha riportato la frattura al dito di un piede, quindi non è grave. L'altro invece è la situazione più complicata, perché ha riportato diverse ferite e contusioni alle costole e all'omero. Si tratta del capo equipaggio, quindi stavano andando verso un incidente stradale qui nella zona. Quello che colpisce è che è il secondo incidente che coinvolge una gazzella dei carabinieri in una settimana, perché esattamente una settimana fa era a mercoledì sera a Falzè di Trevignano, lo ricorderete, c'era stato uno scontro terribile tra una gazzella dei carabinieri, anche lì impiegata in un'operazione di servizio, e la BMW sulla quale viaggiava una famiglia, madre e padre, con due figli di 10 e 13 anni, e 6 componenti di questa famiglia avevano ciascuno riportato una prognosi di 30 giorni, e 2 carabinieri è andata peggio. Tutti e 2 erano stati portati in terapia intensiva. Uno, il trentenne, è stato dimesso dopo 48 ore di osservazioni in zona subintensiva, e poi
in questi giorni in reparto, in ortopedia per intenderci, mentre il 32enne si trova ancora in condizioni molto critiche in terapia intensiva, è tenuto in coma farmacologico sostanzialmente, ha riportato un serissimo trauma facciale, quindi c'è ancora molta apprensione, molta preoccupazione per questo carabiniere 32enne. Per l'episodio di ieri sera qui in Pontebana, quindi ripeto, sta indagando senza soluzioni di continuità, perché è giusto farlo, la Polizia Stradale di Vittorio Veneto. Forse qualche elemento potrebbe arrivare anche dalla videosorveglianza, vedete che ci sono diversi occhi elettronici qui nella zona, quindi questo potrebbe aiutare. Appunto parliamo di una gazzella che stava intervenendo sul luogo di un incidente, quindi un'operazione appunto importante a tutela del territorio e della sicurezza stradale. Per il momento è tutto dalla Pontebana. Daniela, con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea. Grazie davvero a Christian Arboit. Fra pochissimi istanti ci colleghiamo con Venezia. Prima ancora un incidente stradale nel Bellunese, 2 persone sono state investite da un automobilista ubriaco ieri sera mentre passeggiavano nella zona di Sargnano. La coppia fortunatamente non ha riportato traumi gravi lungo l'intervento dei vigili del fuoco per il recupero della vettura finita in un canale. Una donna di 66 anni e un uomo di 69, entrambi di Belluno, sono stati investiti nella tarda serata di martedì a Sargnano, frazione del capoluogo. L'auto che ha travolto la coppia è finita nel canale che lambisce la strada. L'investimento è accaduto attorno alle 22:30. Marito e moglie stavano concludendo la passeggiata serale quando improvvisamente l'auto guidata da un 23enne di Belluno, risultato positivo all'alcol test, li ha travolti. L'allarme è scattato subito e ha fatto arrivare a Sargnano 2 ambulanze del San Martino, i vigili del fuoco e i carabinieri del radiomobile di Belluno. Fortunatamente i traumi accertati dai sanitari non sono gravi. I 2 pedoni sono entrati al pronto soccorso con codici lievi, media gravità per la 66enne, codice 1 per il marito. Il veicolo, ribaltato su un fianco lungo il canale, è stato recuperato con l'autogru dei vigili del fuoco e successivamente affidato al servizio di soccorso stradale. Il tratto di strada interessato, parallela alla principale di via Tiziano Vecellio, è rimasta chiusa al traffico fino alle 2:40 per consentire il ripristino completo delle condizioni di sicurezza. Ed ora subito a Venezia, lo abbiamo annunciato proprio all'inizio di questa prima edizione, la visita del cardinale Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme. Sul posto lo vedo pronto il nostro Lorenzo Maia. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno Daniela, a te i nostri telespettatori. Sì, siamo qui con Sandro Ponchio che sta curando la parte tecnica, siamo al Palazzo Patriarcale, tra qualche minuto dovremo salire perché, come dicevi giustamente, è previsto il punto stampa del Patriarca Latino di Gerusalemme, Pier Battista Pizzaballa. Tanta attesa, tanti temi che sicuramente verranno trattati dal Cardinale che è arrivato questa mattina a Venezia in treno in maniera molto semplice. È stato accolto dalla scorta dei carabinieri che lo ha accompagnato fino a qui. Alle 10:30 ha incontrato le autorità cittadine, civili e militari, tra cui il sindaco Simone Venturini, il prefetto e appunto tutte le autorità, le associazioni, e ora farà il punto stampa. Dopo il punto stampa, il pomeriggio che seguiremo anche nel TG della sera sarà dedicato all'incontro a Jesolo in piazza Mazzini con le associazioni e prima a una Santa Messa che verrà celebrata nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice in piazza a Trieste. Quindi una mattinata e un pomeriggio molto intenso del Cardinale che ha già visitato piazza San Marco e la Basilica. Tra pochi istanti ci collegheremo in diretta per riportare nelle vostre case una parte del punto stampa e seguiremo la visita del Cardinale Pizzaballa
passo passo in queste ore, anche domani con la messa conclusiva aperta a tutti dalla Basilica della Salute, quindi un altro passaggio molto simbolicamente molto importante per quello che la Basilica della Salute ovviamente rappresenta per tutti i veneziani. Sia pace a tutti coloro che amano Gerusalemme. Ecco, questo è un po' il titolo della visita che vi lasciamo anche come messaggio e come sintesi di queste ore, di quello che il Cardinale vivrà insieme ovviamente al Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, che lo ha invitato e che sarà ovviamente presente a tutti i momenti concelebrando chiaramente sia la messa di questa sera, di oggi pomeriggio, dalla Basilica dalla Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice a Jesolo, sia poi domani nella Basilica della Salute. Quindi davvero c'è attesa per sapere anche dalla voce viva, dalla testimonianza diretta del Patriarca latino Pizzaballa, quella che è un po' la situazione nel Medio Oriente, nella striscia di Gaza, e quindi una visita molto attesa che ha su di sé gli occhi non solo di Venezia ma anche di tutta la stampa nazionale e anche internazionale. Se non hai domande dallo studio vi restituiamo la linea, andiamo a prepararci e poi nel corso del telegiornale sentirete dalla voce diretta del Cardinale quelle che saranno le sue risposte ai colleghi della comunicazione. Finisco col dire che chiaramente il Cardinale Pierbattista Pizzaballa è qui in Italia da qualche giorno, perché nei giorni scorsi ha partecipato al concistoro a Roma indetto da Papa Leone, quindi questo è il motivo per cui Pizzaballa è qui in Italia e si sta recando in alcune visite pastorali. Ovviamente Venezia è una tappa importante. Se non hai domande, Daniela, ti restituisco la linea. Grazie davvero Lorenzo, ovviamente l'avete sentito, fra qualche minuto poi ci collegheremo a Venezia per sentire le parole del Cardinale Pizzaballa, quindi qualche istante e ci collegheremo. Intanto noi torniamo a parlare di cronaca. Avete sentito, questo è stato un periodo difficilissimo sul fronte degli incidenti stradali, anche mortali, con strade pericolose, si parla di sicurezza. E andiamo subito nel Vicentino, ad Orgiano. C'è un incrocio pericoloso che allarma davvero i residenti. Si tratta del luogo dove perse la vita il quindicenne di Vallione in un drammatico incidente stradale. I cittadini denunciano il ripetersi di episodi inquietanti. Per noi sul posto sono andati Daniele Garbini e Alberto Pivetta. La drammatica morte di Filippo Cortivo, il quindicenne, la promessa del karting veneto di Via Valliona, che a Orgiano perse la vita il 10 giugno scorso in un incidente stradale drammatico proprio ad Orgiano, in via Camuzzana e in via Perara. Una settimana dopo circa il padre, Flavio Cortivo, ha però deciso di intraprendere una sua battaglia in modo tale che la morte del figlio non fosse stata invano, almeno per quanto riguarda la sicurezza stradale. Non so neanche io dove trovo tutta questa forza, però è una cosa che è dentro di me e io farò tutto per difendere e per onorare mio figlio, perché lui si è trovato qui in questo punto nel momento sbagliato. Questo messaggio lo voglio fare a tutti coloro, le autorità, che devono intervenire prima possibile, perché qui se non si prende provvedimenti prima possibile può succedere qualche altro disastro. Questo sono convinto, io dico da papà che ho perso mio figlio e avrei voluto tanto che non succedesse, purtroppo è successo, però non deve più ripetersi. Ecco, questo è un messaggio molto importante che rivolgo a chi di competenza. Ricordiamo che il figlio venne investito da un'auto che procedeva in senso opposto e che a forte velocità lo ha colpito mentre viaggiava sullo scooter. Ricordiamo che c'è una inchiesta aperta, dovrà rispondere l'autista di omicidio stradale, ma a prescindere dal percorso poi giudiziario resta il problema dell'incrocio. Non fu un caso isolato, ma ci sono stati altri episodi. Abbiamo proprio sentito i residenti, i vicini di casa che hanno anche assistito proprio a quel drammatico momento, alla morte, sentendo il colpo dell'incidente in cui morì Filippo, e addirittura alcuni di loro erano state vittime a loro volta di incidenti stradali sempre nello stesso punto. Sì, posso confermare che l'incrocio è pericoloso
nel corso degli anni ci sono stati altri incidenti non così gravi come quello di Filippo. L'incrocio sicuramente ci sono dei modi per sistemarlo, per far sì che magari gli automobilisti rallentino. Non spetta a noi dirlo, chiediamo alle autorità competenti di occuparsi di questo incrocio affinché non avvengano più incidenti di questo genere. Anche noi altri uscire dal cancello qua, se siamo a casa viene sempre uno in strada a guardare che non ci siano auto, se no teniamo buono lo specchio lì e veniamo fuori piano. Poi sono pericolosi che quelli che passano perché non rallentano. Allora io non sono un tecnico, posso dire se è più pericoloso l'incrocio o più pericolosi quelli che passano. Certo. Lì c'è qualcuno al di sopra di noi altri che deve decidere. Cosa dovrebbero fare secondo lei l'esperienza che si fa? Cercare di rallentare la velocità a quelli che passano, oppure mandare ogni tanto qualche controllo, non so, la polizia locale o altri, perché qua io non ho mai visto nessuno che venga a controllare. Al sindaco l'avete segnalato ancora, all'amministrazione comunale? Sì, ma poi quel giorno era qua. Abbiamo anche parlato insieme, cioè ha visto anche lui cosa era successo. Però secondo il suo punto di vista l'incrocio non è pericoloso. E io per esempio sono stata investita lì in quel posto lì sull'incrocio lì. Com'è successo? È successo che io tornavo qui da questa famiglia amica, mi ero fermata lì, avevo visto una macchina che proveniva da qua e un'altra che proveniva da questa parte qua. Allora io ero ferma, guardavo, forse nascosta dalla segnaletica che allora era più alta, questo che veniva da questa parte qua e invece di fare la curva, come si dice, tenere la sua destra, ha investito me in pieno col fuoristrada e sono stata lanciata di là, dentro lì nel fosso, non so come ho fatto a salvarmi, non lo so. E dunque parliamo di sicurezza, parliamo di incidenti, di strade pericolose. Una di queste è proprio la Romea, dove ci sono stati diversi sinistri anche mortali. I sindaci di Chioggia, Mira, Campagna Lupia, Codevigo chiedono un incontro urgente ad ANAS e Regione sul tema proprio della sicurezza. Intanto il governatore Stefani annuncia importanti novità. Sappiamo che la Romea è una delle opere, forse l'opera più importante di cui necessita il nostro territorio e soprattutto per quanto riguarda la messa in sicurezza. Insomma, i dati di questi giorni lo dimostrano. 3 morti in poco più di 10 giorni riaccendono i riflettori sulla sicurezza della strada statale Romea. L'ultimo incidente mortale nel territorio di Campagna Lupia ha portato a 3 il bilancio delle vittime, rilanciando il dibattito sulla necessità di interventi strutturali lungo una delle arterie più critiche del Veneto. A perdere la vita nell'ultimo schianto il motociclista trevigiano Maurizio Scomparin di 62 anni. Ancora in ospedale la passeggera che era con lui. 2 giorni prima, sabato 4 luglio, era morto il 34enne Andrea Favaro, residente a Mira, anche lui in sella a una moto lungo il tratto padovano della statale. Il 26 giugno, sempre a Campagna Lupia, un altro incidente era costato la vita a un camionista veronese. Di fronte a questa sequenza di tragedie interviene così il presidente della regione Alberto Stefani. Sia sulla 308 su cui abbiamo approvato la destinazione di fondi per il progetto di raddoppio a Stralci, tra l'altro sarà pronto entro le prossime settimane. Anche sulla Romea ci sono delle interlocuzioni in corso, a gennaio ero stato al Ministero e poi ad ANAS per quanto riguarda il rettilineo e poi l'eventuale variante di Chioggia. Poi ovviamente una volta conclusa la fase di progettazione c'è la fase di finanziamento e di cantierizzazione. Secondo quanto comunicato dal presidente ANAS, ha concluso la redazione del DOCFAP, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, che riguarda il raddoppio del rettilineo tra Codevigo e Lughetto e le varianti di Chioggia, Rosolina e Portoviro. I tempi per la realizzazione tuttavia restano lunghi. A settembre prenderà il via il dibattito pubblico, durante il quale il documento sarà illustrato e discusso con amministrazioni locali, cittadini e categorie economiche. Al termine del confronto sarà individuata la soluzione progettuale da sviluppare, passaggio necessario per proseguire con la progettazione definitiva e le successive fasi che porteranno alla realizzazione degli interventi. Ed ora andiamo subito a Padova per la vicenda che riguarda l'ex professore di religione Francesco Saviane, accusato di pedofilia. Ci sono delle importanti novità dal punto di vista giudiziario e ci racconta tutto la nostra Marta Zatta con Federico Cibotto. Marta.
Sì, buongiorno Daniela. Buongiorno Daniela, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, ritorniamo a parlarvi di un caso sul quale abbiamo appunto parlato a lungo, scusate il gioco di parole, quello che riguarda Francesco Saviane, l'ex insegnante dei 37 anni dell'Istituto Barbarigo di Padova, ma anche collaboratore in diverse parrocchie nell'Alta Padovana e nel Piovese. L'ultimo incarico ce l'aveva avuto proprio nella parrocchia di San Lorenzo di Albignasego. Era stato arrestato nel maggio scorso con l'accusa di pedofilia aggravata su 7 minori. Il 37enne ora il PM ha chiesto appunto il giudizio immediato. Cosa vuol dire? Che consente appunto il salto dell'udienza preliminare, andando quindi direttamente al dibattimento. Una decisione presa secondo appunto quanto ricostruito dagli inquirenti dall'ingente mole di prove a carico dell'ex insegnante. Tutto era nato nel 2017, quando un giovane alunno aveva parlato con un altro insegnante, aveva raccontato che Saviane lo aveva avvicinato e aveva provato appunto a toccargli le gambe, ma questa sarebbe solo la goccia appunto che ha fatto traboccare il vaso. Recenti anche episodi erano successi proprio nella parrocchia di San Lorenzo. Qui appunto il docente era stato messo agli arresti domiciliari, accolto da Don Contarini, suscitando veramente l'ira dell'intera parrocchia, dei genitori e anche della scuola d'infanzia. Per questo il vescovo di Padova, Claudio Cipolla, aveva chiesto l'immediato allontanamento di Francesco Saviane dalla canonica, dalla parrocchia, e anche di Don Contarini, che era stato appunto allontanato. In questi giorni è stata allontanata anche una suora che collaborava con Francesco Saviane all'interno della scuola d'infanzia. Lo dicevamo appunto, un'ingente quantità di prove a carico di Francesco Saviane. Secondo quanto ricostruito lui entrava in una sorta di empatia proprio con i ragazzi, ma anche con i familiari delle appunto giovani vittime. Questo gli consentiva di agire per tutti questi anni in maniera indisturbata. Ora appunto ci sarà tutta una procedura appunto che dovrà essere seguita. Nel frattempo noi vi aggiorneremo su ogni passo di questo caso, che veramente ha scosso profondamente non solo la parrocchia di Albignasego, di San Lorenzo di Albignasego, ma l'intera parrocchia, anche delle parrocchie vicine nelle quali appunto Francesco Saviane aveva collaborato e aveva lavorato. E per il momento da Padova è tutto. Daniela, ti ricedo la linea. Grazie davvero a Marta Zatta. Noi adesso andiamo subito a Venezia, perché dovrebbe essere, ecco qua, c'è il cardinale Pizzaballa. Sentiamo insomma le sue parole. Di estrema gravità, insomma, dal punto di vista umanitario intendo, ecco, dall'inizio del cessate il fuoco ci sono episodi di violenza, ci sono ancora episodi di violenza qua e là, ma insomma non c'è la situazione di guerra che abbiamo visto prima. Dal punto di vista umanitario la situazione resta di estrema gravità. Dopo quello che è accaduto il 7 ottobre del 23, cosa drammatica, gravissima, che ha causato un trauma profondo dentro la società israeliana, la reazione è stata molto dura, come abbiamo visto. Adesso la stragrande l'80% della striscia, come sapete, sono cose che già sapete, è stata livellata letteralmente. Ecco. Dal punto di vista umanitario la situazione resta drammatica, come dicevo. Cibo c'è, lo dico, non c'è la fame dei mesi scorsi, non in maniera pre-guerra, però comunque non è una situazione drammatica come abbiamo visto durante il periodo della guerra. Il problema più grave è che la mancanza totale di infrastrutture, quindi la gente vive nelle tende letteralmente, nelle tende, fognature, cioè non c'è quindi la situazione igienica, le conseguenze, anche la presenza anche di un'invasione di topi, cose di questo genere, insomma, che hanno un impatto anche soprattutto sulla popolazione infantile e femminile molto importante. Ecco. Mancano le scuole, gran parte dei giovani, dei ragazzi, insomma, non va a scuola.
hanno ripreso qua e là, cercare di ricostituire in qualche modo anche nelle tende e così via, però ancora diciamo non è una situazione di normalità, ecco. Anche gli ospedali funzionano, quelli che funzionano parzialmente, sono un poco più di 30 mi pare gli ospedali funzionanti. La situazione resta comunque di precarietà. Quello che stando lì, l'ultima volta sono stato poche settimane fa, ecco, come dire, parlando soprattutto con i nostri cristiani, cristiani rimasti sono esattamente 541. Ecco, la situazione adesso è diventata più difficile, più pesante, non so come dire, dal punto di vista umano, perché durante la guerra tu eri in survival mode, modalità sopravvivenza. Finita la guerra acuta, diciamo così, vengono fuori tutte le domande che durante la guerra non ti ponevi perché dovevi sopravvivere, quindi che succede adesso? Che sarà di noi, insomma, come sarà la ricostruzione, come sarà e così via. Per cui adesso diventa, diciamo, dal punto di vista umano più faticoso. Parlando con i medici dicono, io pensavo adesso dobbiamo ricostruire un ospedale. Abbiamo qualche problema di collegamento, vediamo se riusciamo a ripristinarlo. Fra pochi minuti avete sentito, stava parlando appunto della striscia di Gaza. Sentiamo ancora qualche minuto. Una cosa, vuol dire, quello che si percepisce è che tutti si sentono minacciati nella loro sopravvivenza, sia israeliani che palestinesi, per cui con un profondo senso di sfiducia reciproco. In Cisgiordania, dicevi, in Cisgiordania la situazione è lì dove si deciderà il futuro della questione israelo-palestinese. Diciamo che gli insediamenti si allargano, si espandono, comunque crescono anche in numero, e le aggressioni dei coloni sono continue, sono cose che sapete, quindi è inutile che stia qui a ripeterle. Ecco, e la situazione sta diventando sempre più pesante dal punto di vista anche della vita ordinaria, quotidiana, checkpoint, passaggi, movimenti, spostamenti e così via, insomma, ecco, con un tasso di violenza in continua crescita, insomma, ecco, per cui la situazione resta molto difficile. Quello che rende tutto umanamente faticoso è che è molto difficile capire come, se, come, quando finirà e cosa sarà. Grazie Eminenza, io direi di collegare. Allora, avete sentito dunque il cardinale stava parlando della striscia di Gaza e poi ovviamente della Cisgiordania, situazioni davvero complicate e difficili, dove ora la domanda che ci si pone, lo avete sentito dalle parole del cardinale, è che cosa accade, che cosa accadrà ora dopo, insomma, soprattutto nella striscia di Gaza dove mancano infrastrutture, manca tutto. Ci si domanda come avverrà, che cosa succederà ora, come avverrà la ricostruzione, insomma una situazione davvero complicata. Noi ora però ci spostiamo e andiamo a Schiavon con la nostra Vanessa Banzato e Andrea Benetti per parlare di FAS nei pozzi privati. Scattate le verifiche, ci racconta tutto la nostra Vanessa, la vediamo pronta. Vanessa, buongiorno. Buongiorno a te Daniela, a tutte le persone che ci stanno seguendo. Sì, hai detto bene, ci troviamo a Schiavon, proprio ci troviamo davanti al municipio di Schiavon, perché è da qui che è partita questa allerta PFAS presenti in alcuni pozzi privati, almeno questo è quanto è emerso dalle indagini, dalle verifiche fatte dagli organi competenti. Allora, vista che è stata accertata la presenza di queste sostanze, a catena anche in tutti gli altri comuni contermini,
Marostica, Colceresa, oltre a Nove e Pianezze sono partite le verifiche. Tra l'altro proprio vedete, chiedo ad Andrea Benetti se può inquadrare, c'è questa informativa che è divulgata appunto in una delle bacheche del comune, in vari punti del comune, ma è stata divulgata ovviamente anche attraverso i social, in cui si dice assolutamente, si raccomanda in via precauzionale di non bere, non cucinare, non preparare alimenti se si deve utilizzare l'acqua prelevata dai pozzi privati. La raccomandazione è quella di, se c'è la possibilità, collegarsi e attaccarsi alla rete acquedottistica, perché l'acqua dell'acquedotto è assolutamente garantita ed è assolutamente sicura. È ancora da capire, da valutare l'entità della presenza di queste sostanze perfluoroalchiliche, ma soprattutto da capire quanto sia esteso questo problema. Almeno da prime indiscrezioni pare che si tratti, senza usare termini chimici o scientifici, di PFAS di vecchia generazione, ecco, così lo capiscono tutti. Quindi una catena lunga di queste sostanze, e da capire, ripeto, quanto sia diffusa. Noi poi andremo a sentire anche i sindaci del comprensorio, hanno tutti attivato queste regole in cui si dice assolutamente di non bere, almeno in via preventiva, l'acqua che si preleva dai pozzi privati, e si invitano le persone a fare delle apposite verifiche, degli appositi accertamenti per essere sicuri di bere l'acqua. E questa è una questione che però preoccupa e non poco, anche perché se pensiamo che quest'area, l'area tra Schiavone, tra Marostica e Colceresa, è notoriamente l'area dove crescono le ciliegie, quindi la terra delle ciliegie, fa pensare, fa riflettere questa questione, pensare che dall'acqua del sotterranea, dalla falda, insomma, possano esserci presenti queste sostanze. Ancora non si sa, ripeto, quale sia la percentuale di presenza. Il comune di Marostica, dal suo canto, ha stanziato una cosa come 10.000 euro per portare avanti il monitoraggio delle acque, per cercare appunto di garantire la sicurezza per le persone, soprattutto per quanto riguarda anche le verdure che si coltivano nell'orto, che dovrebbero essere le cose principali da tutelare. Noi abbiamo realizzato un servizio, e al proposito chiederei alla regia di mandarlo in onda, in cui si rifà un po' il riepilogo della situazione. Con questo, Daniela da Schiavone, ti saluto. Allarme PFAS, questa volta arriva da Schiavone, coinvolge i comuni contermini che si stanno attivando per accertare la qualità delle acque dei pozzi. Il nostro territorio già toccato dalla delicatissima questione dopo la registrazione della presenza di sostanze nell'area della SPV, dove ARPAV ha rilevato contaminazioni nelle acque e nei terreni da scavo, di cui vi abbiamo ampiamente dato notizia, diventa osservato speciale. Tutto è partito dal comune di Schiavone, dicevamo, che ha divulgato un'informativa alla popolazione in cui, dopo che sono stati rilevati in alcuni pozzi privati sostanze appartenenti alla famiglia dei polifluoroalchilici, richiede massima attenzione a chi utilizza per usi potabili l'acqua del pozzo. Sono infatti in corso verifiche per definire l'estensione del fenomeno, che riguarderebbe PFAS di vecchia generazione. Accanto a Schiavone, a catena, in comuni contermini di Nove, Colceresa, Marostica e Pianezze si stanno attivando per verificare se nei pozzi privati presenti in questi comuni ci sia la presenza delle sostanze. Gli enti intendono precisare che resta assolutamente sicura l'acqua dell'acquedotto e invitano pertanto le persone a valutare l'allacciamento alla rete acquedottistica. Dunque, noi continuiamo con la cronaca e andiamo subito a Concordia Sagittaria, perché c'è stato un devastante incendio in un'azienda di logistica e trasporti. Per noi sul posto è andata Esmeralda Dalla Longa, vediamo. Buongiorno a tutti i telespettatori, ci troviamo in frazione di Levada, Concordia Sagittaria. Alle mie spalle, come vedete, i vigili del fuoco stanno ancora lavorando per l'importante incendio che ha distrutto completamente il capannone dell'azienda RF Trasporti Group di logistica, dove ci troviamo in questo momento. Sappiamo che nella serata di ieri è accaduto il tutto, 4 dipendenti si erano allontanati prima che il rogo avvolgesse
il capannone. È giallo sul loro collega che sarebbe stato portato in ospedale a Portogruaro, ma secondo quanto appreso poco fa dai vicini e anche dai vigili del fuoco non sarebbe in pericolo di vita e avrebbe semplicemente avuto un malore per via del calore. I danni sono molto ingenti, ammontano a oltre 1 milione di euro, l'azienda completamente distrutta. Sul posto nelle scorse ore oltre 30 vigili del fuoco. Abbiamo sentito anche dei vicini delle abitazioni che sentirete poi nel servizio di questa sera con gli aggiornamenti, che hanno detto ai nostri microfoni di non aver mai visto fiamme così alte, quindi sicuramente un incendio che ha scosso tutta la comunità della zona vicini, aziende vicine, ma anche chi abita nella via. L'allarme è avvenuto ieri sera quando i dipendenti stavano per smontare e i vigili del fuoco stanno al momento ancora effettuando le operazioni. Come vedete dalle immagini stanno con l'acqua cercando ancora di bagnare, vedete tutto distrutto da mezzi telonati pronti a trasporto, a merce assemblata per essere trasportata e venduta, anche muletti alimentati a benzina, fusti di olio e migliaia di pannelli fotovoltaici. Il rogo è stato rapido, ai dipendenti non è rimasto nulla da fare che mettersi in salvo. Il fumo nero si vedeva a chilometri, secondo alcune testimonianze dei vicini della via le fiamme erano alte 20 metri. Il rogo ha preso vigore in pochi minuti, ha demolito le travi e ha fatto esplodere i pneumatici e i fusti d'olio che hanno costretto i vigili del fuoco a moltiplicare. Le forze infatti sono arrivati da Fossalta di Portogruaro, San Donà di Piave e anche il personale di Mestre con il carro schiuma, e anche squadre provenienti dalla Tisana e San Vito al Tagliamento, quindi un vero dispiegamento di forze che sta continuando, come vedete, a lavorare per gestire la situazione. Ripeto, i danni per l'azienda sono ingenti, ammontano a oltre 1 milione di euro e seguiranno aggiornamenti poi nel servizio di questa sera con anche delle voci. Per il momento da Levada è tutto, cedo la linea in studio. Bene, grazie davvero ad Esmeralda. Noi continuiamo a parlare di incendi, ma ci spostiamo nel Padovano, sull'argine del Muson, a Campo d'Arsego. Fiamme partite dalle sterpaglie di un campo, salvate le proprietà confinanti grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Voleva bruciare delle sterpaglie, ma in pochi secondi, complice il caldo intenso che aveva reso secca l'erba e il terreno arido, il fuoco si è esteso coinvolgendo gran parte di un terreno agricolo lungo l'argine del Muson a Campo d'Arsego. Ad innescare il rogo un anziano agricoltore che aveva dato fuoco ad alcune sterpaglie, una pratica purtroppo ancora diffusa nella tradizione contadina per ripulire i campi dai residui vegetali, ma molto pericolosa visto le temperature record delle scorse settimane. I proprietari dei campi confinanti, vedendo le fiamme avanzare rapidamente, hanno tentato di contenere l'incendio utilizzando il sistema di irrigazione e gli estintori portatili. Sul posto è arrivata anche una squadra dei vigili del fuoco da Padova che ha impiegato circa un'ora per domare completamente le fiamme. Alla fine l'incendio ha interessato una striscia di terreno lunga circa 100 metri e larga tra i 5 e i 10 metri, proprio al confine tra due proprietà. Il 90enne responsabile rischia ora una pesante sanzione che può arrivare fino a 26.000 euro di multa e l'arresto da 3 mesi a 1 anno. E parliamo anche di un altro incendio che ha costretto all'evacuazione di alcune famiglie nel Trevigiano, a Gagliarine. Probabilmente ci saranno 2, forse 3 mesi per le famiglie costrette a rimanere fuori casa. Tutti fortunatamente hanno trovato una sistemazione provvisoria grazie alla solidarietà di parenti ma anche di alcuni imprenditori. Pieno d'acqua alla cucina, ma solamente di rimbalzo. Oggi era già un po' meglio, ieri ce n'era tanta di più. Da basso cantina e garage sono allagati, ma pazienza, non abbiamo niente di che, insomma. Anche perché solo 3 stanze, c'è solo la cucina che è messa un po' male.
Certo. Ieri è riuscita a uscire subito, immagino. Sì, l'hanno chiamata, è uscita subito, dopo mi ha avvisato, siamo venuti qua, tutti fuori, dopo loro l'hanno mandato a casa e io sono stata qua a riunioni, non riunioni, sentire, capire fino a ieri sera tardi. Rimane un avvenimento brutto. Dov'eri quando è successo? Io ero fuori e ho saputo la notizia giustamente perché mia mamma mi ha chiamato per assicurarsi che non ero a casa e quando sono tornato ho vissuto il fumo, i vigili del fuoco e avevo capito la gravità dell'avvenimento. Adesso capiamo con l'amministratore cosa fare, come partirà, perché se loro chiudono non si entra più, basta. Li recupera, abiti, vestiti? Lei è solo abiti perché è un piccolo appartamento, il resto starà dentro e Dio vede, Dio provvede, come si suol dire. Nel condominio di via Garibaldi è il secondo piano quello più danneggiato, il tetto non esiste più e anche il pavimento in alcune parti è compromesso. Purtroppo tutta la palazzina è inagibile, quindi abbiamo 12 nuclei familiari, una trentina di persone che sono attualmente cercano una soluzione per vivere. La maggior parte ha trovato alloggio da parenti, una casa in vendita è stata messa a disposizione dalla proprietaria, 2 coppie sono state ospitate senza esitazioni dal titolare di un vicino agriturismo che ancora deve riparare i danni subiti domenica dal maltempo. Di fronte alla situazione che si era evoluta abbiamo dato disponibilità a chi stava organizzando la situazione grave che c'erano delle famiglie che purtroppo non potevano più tornare nelle loro abitazioni e quindi abbiamo dato la nostra disponibilità come struttura. Sulle cause dell'incendio indagano i vigili del fuoco. Per l'entità dei danni subiti dall'edificio i tempi di riparazione non saranno brevi. Auspichiamo che i tempi siano abbastanza ridotti, parliamo di 2-3 mesi, quindi per mettere in sicurezza e quindi poter far rientrare le persone, almeno quelle che possono rioccupare gli alloggi, possano rientrare tranquillamente. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio, andiamo subito a Venezia perché lo ricordiamo, l'abbiamo visto prima, l'abbiamo sentito prima, il cardinale Pizzaballa. Sentiamo ancora alcune parole nel suo punto stampa. Ancora pochi minuti, colleghi di 7 gol che ne parlano, bisogna... I giorni di Telepadova 7 gol d'eminenza sono più i fronti aperti di guerra, alcuni anche evidentemente interconnessi. La speranza di pace risiede dal basso, può partire dal basso, sono i popoli, la nazione dei popoli, questo può essere il cammino. Certamente, anche se poi c'è bisogno di qualcuno che trasformi le istanze popolari in scelte politiche. Però queste sono situazioni che richiedono tempi che non sono i tempi dei giornalisti, casomai sono i tempi della Chiesa, perché noi il tempo ce l'abbiamo, voglio dire, non abbiamo in vista soluzioni immediate che porteranno un cambiamento immediato. I tempi, anche perché le ferite sono molto profonde, non sono brevi. Però è necessario avviare questi percorsi che richiederanno comunque molto tempo. Rapidamente gli ultimi colleghi che non abbiamo sentito, Marta Gasparon del settimanale diocesano e poi anche gli altri. Buongiorno Eminenza. Allora, lei ha detto prima che ciascuno di noi può fare la propria parte nei confronti, anche con il linguaggio, contro la violenza. Il suo ruolo chiaramente in Terra Santa è molto delicato e di bilanciamento tra le varie parti. E volevo chiedere se può, qual è il suo rapporto proprio con il governo israeliano alla luce di quello che è successo a Pasqua, quando gli hanno proibito di celebrare la funzione. Grazie. Il rapporto è corretto, diciamo così. Ci sono stati dei fraintendimenti, come abbiamo visto, ma penso che sia importante per entrambi, per tutti, mantenere i canali aperti e se ci sono fraintendimenti risolverli
andare avanti per il bene comune, insomma, perché dobbiamo tutti lavorare non per se stessi, ma per le persone, per le nostre rispettive comunità. E in questo momento abbiamo un rapporto, diciamo così, corretto quanto basta. Marta. Bene, avete sentito insomma tante le domande dei giornalisti in questa giornata importante per Venezia con il cardinale Pizzavalla, che poi anche andrà a Jesolo per parlare con i giovani. E noi ovviamente continueremo a seguire questa visita, questa 2 giorni a Venezia del Cardinale Patriarca di Gerusalemme. Noi ora cambiamo ovviamente argomento, andiamo e continuiamo a parlare invece di cronaca e parliamo dell'accoltellamento shock di Milano. Il 22enne resta in carcere, il 22enne coneglianese di origini gambiane, ma cade la premeditazione, viene escluso la pista del terrorismo. Per il GIP però è necessaria una perizia psichiatrica. Un attacco spietato, allarmante e inquietante che la Min Saidili potrebbe ripetere senza una forte restrizione a impedirlo. Le parole del GIP di Milano nell'ordinanza di custodia cautelare che convalida l'arresto e tiene in carcere il 22enne coneglianese di origini gambiane cristallizzano la pericolosità del soggetto nel suo agire verso un bersaglio colto totalmente a caso. Quel 55enne ancora in prognosi riservata, anche se in via di miracoloso miglioramento dopo la ventina di fendenti subiti. In cella Saidili resta con l'accusa di tentato omicidio aggravato da futili motivi, ma senza l'imputazione di premeditazione che viene a cadere. L'azione messa in pratica con il volto travisato per non farsi riconoscere infatti non basta, secondo il GIP, per parlare di un'azione preordinata nel tempo. E per ora, secondo gli inquirenti, non ci sono nemmeno elementi sufficienti per pensare a una radicalizzazione islamica. La sua fotoprofilo su WhatsApp mostra un mujahideen in preghiera con accanto un fucile mitragliatore, ma sarebbe decontestualizzata. Le indagini della Digos dell'antiterrorismo di Milano e Treviso non hanno infatti trovato alcun collegamento tra il 22enne e movimenti terroristici in Italia. Gli scritti del giovane trovati a casa sembrano testi musicali, scrive il GIP, con qualche riferimento violento a lame e coltelli, ma pure ad armi da fuoco, denaro, marchi di lusso e sostanze stupefacenti. Si tratta di accenni, continua l'ordinanza, che non lasciano intravedere alcun percorso di radicalizzazione, essendo episodici e non facilmente distinguibili dallo stile di una certa subcultura giovanile. Resta da capire però cosa l'abbia spinto all'agguato shock. Per questo, continua il giudice, servirà un approfondimento sulla sua salute mentale. Una perizia psichiatrica per accertare o meno un disturbo, ciò che apparentemente è mancato in questi anni. Questo ragazzo non era noto in quanto ha vissuto per oltre 10 anni all'estero e è rientrato da qualche mese nella nostra città, ma è importante che anche ci sia un patto tra le famiglie che vedono delle difficoltà nei ragazzi e possano fare in modo che questi intraprendano un percorso, perché oggi il percorso è un percorso volontario, cioè bisogna diagnosticare nel caso in cui ci siano dei problemi, dopo la diagnosi ovviamente ci sono dei percorsi. La famiglia di Saidili, marito, moglie e 3 figli, arriva in Italia negli anni 90. Nel 2015 il trasferimento in Inghilterra, dove qualche anno dopo l'allora 19enne viene arrestato per accoltellamento a scopo di rapina. In carcere avrebbe anche aggredito alcuni agenti di custodia, stando ad alcuni documenti trovati in casa. Poi a gennaio di quest'anno il ritorno in Italia, a Conegliano, dove il padre era già rientrato nel 2023. Nel nostro paese è incensurato. L'occupazione all'AIE di Vazzola, il diverbio al lavoro e la decisione di mollare tutto. Il papà lo vede mangiare poco, anche se assume proteine perché vuole aumentare la massa muscolare. L'ultimo diverbio è il 24 giugno, la Min che sparisce, non si fa trovare e poi si materializza a Milano, sabato, armato di quel coltello, pronto a colpire a caso. Rischiamo di avere delle bombe ad orologeria sul territorio perché queste persone ovviamente sono difficili da intercettare e spesso le famiglie, anche per una sorta di dignità, tendono a nascondere determinati problemi. Ecco, io l'invito che farei è dire a tutti che i problemi psichiatrici sono come altri tipi di problemi. Io penso che una riapertura dei manicomi oggi sia una cosa anacronistica, però che si possano trovare dei percorsi importanti e soprattutto delle situazioni protette che permettano a queste persone di vivere al meglio e di fare in modo che anche le loro famiglie vivano in una maniera più serena, sicuramente è una cosa su cui dobbiamo ragionare in maniera seria e approfondita. E parliamo di un'altra aggressione avvenuta a Treviso. Ha aggredito senza alcun motivo una donna, poi si è scagliato
contro la polizia. Il 38enne violento è stato immobilizzato con il taser e poi arrestato. È accaduto in un quartiere di Treviso. Ha bussato alla porta e quando la donna, una quarantenne, ha aperto, l'ha afferrata per il collo. Un'aggressione improvvisa, violenta, ma soprattutto senza alcuna motivazione. La vittima non conosceva il suo assalitore, un 38enne italiano. Si tratta di Mattia Cenedese, già gravato da numerosi precedenti, soprattutto per reati contro la persona e in materia di armi. La donna, ospite presso l'abitazione di un amico, è riuscita a liberarsi dalla morsa dell'uomo, poi ha chiamato il 113. Immediato l'intervento della polizia. Gli agenti si sono trovati di fronte un uomo che alla loro vista assumeva un atteggiamento particolarmente minaccioso e aggressivo, sino a scagliarsi fisicamente contro i poliziotti, costretti ad immobilizzare il 38enne con il taser. L'episodio è avvenuto in un condominio nel quartiere di Sant'Antonino a Treviso nella notte tra domenica e lunedì. Secondo quanto ricostruito dagli uomini delle forze dell'ordine, l'aggressore, in uno stato di forte alterazione psicofisica, avrebbe iniziato a suonare a caso i campanelli e a bussare alle porte fino a quando la quarantenne ha aperto ed è stata aggredita. Al termine degli accertamenti l'uomo è stato arrestato per i reati di violenza, minaccia e resistenza pubblico ufficiale e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per il giudizio direttissimo. Convalidato l'arresto è stata disposta per il 38enne la misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla PG. La donna, che non ha ricorso alle cure mediche, si è successivamente recata presso gli uffici della questura dove ha formalizzato la denuncia per l'aggressione subita. Cenedese non è nuovo a questi episodi violenti. Lo scorso 20 agosto aveva aggredito per strada, sempre a Treviso, l'attuale direttore generale dell'ULSS 4, Carlo Bramezza. Ed ora nel Padovano liti e minacce tra vicini. Nell'Alta Padovana interventi dei carabinieri e scattano le denunce. Due liti tra vicini nell'Alta Padovana che finiscono con minacce, un'ascia in un caso e una pistola a scacciacani nell'altro. L'intervento dei carabinieri di Cittadella evita il peggio. Entrambi gli episodi si sono conclusi con la denuncia di due uomini di 66 e 65 anni accusati di minaccia aggravata. Il primo episodio si è verificato in un condominio di San Giorgio in Bosco. Sul posto sono accorsi i carabinieri della stazione di Gazzo Padovano. Un uomo di 66 anni armato di un'ascia stava minacciando un vicino di casa. I militari hanno disarmato l'esagitato e sequestrato l'arma. Il secondo intervento, stavolta dei carabinieri di Piazzola sul Brenta, è avvenuto a Curtarolo. In questo caso un 65enne, al culmine di una lite con il vicino, ha raggiunto il citofono dell'appartamento di quest'ultimo e ha esploso 3 colpi a salve con una pistola scacciacani. Anche in questo caso i militari sono riusciti a bloccare subito l'uomo e a procedere al sequestro dell'arma. Per entrambi i residenti è scattata la denuncia a piede libero. Dovranno ora rispondere dei fatti contestati davanti all'autorità giudiziaria. Ed ora non so se è pronto, andiamo a Treviso. Vediamo, eccolo qui, il nostro Christian Arboit per un 42enne che si è reso protagonista di alcune molestie all'interno di un bar. Ci racconta tutto Christian Arboit assieme a Nicoletta Rizzetto. Christian, ancora buongiorno. Buongiorno di nuovo a te, Daniela. Ci troviamo davanti al bar allo stadio, siamo lungo il PUT, poco distante c'è lo stadio, ovviamente c'è il tennis, c'è il comando della polizia locale, è un luogo molto noto, molto transitato. I fatti lunedì sera, quando questo 42enne, che poi si è scoperto essere un pregiudicato, è andato letteralmente in escandescenza all'interno del bar, fuori e dentro il bar. Abbiamo appena parlato tra l'altro anche con il figlio del titolare, che ci conferma di un quadro molto teso, molestie verbali, aggressività e a un certo punto, ci racconta il figlio del titolare, questo 42enne, che sembrava volesse estrarre dalle tasche qualcosa, forse
un cavatappi, un cacciavite, forse un coltellino. Resta il fatto che l'intervento dei carabinieri è stato davvero tempestivo e ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. A tal proposito ti faccio sentire le parole del tenente colonnello Stefano Mazzanti, comandante del reparto operativo dei carabinieri di Treviso, carabinieri che sono intervenuti prontamente qui al bar allo stadio. Mazzanti. L'intervento è stato richiesto dal proprietario del bar, che aveva necessità di allontanare un soggetto molesto, chiaramente ubriaco. Nella circostanza i due militari che sono intervenuti hanno verificato, approfondendo il controllo, che il soggetto, che è un 42enne rumeno senza fissa dimora, era aggravato da un ordine di esecuzione pena, quindi un cumulo di pene per numerosi reati commessi tra il 2018 e il 2025 tra le province di Treviso, Brescia e Parma, per alcuni reati tra cui la rapina, furti ed altri reati contro il patrimonio e contro la persona. Questo soggetto era alterato, era violento, che cosa faceva? Era sicuramente alterato dall'uso di alcol, dall'abuso di alcol, e molestava i clienti creando disordine. Fortuna ha voluto che appunto l'intervento si sia risolto poi in maniera positiva, perché il soggetto, a causa dei suoi pregressi trascorsi giudiziari, è stato portato in carcere appunto in forza di questo ordine di esecuzione pena. Insomma, non era uno stinco di santo, del tutto evidente. Avete sentito un lungo rosario di contestazioni nei suoi confronti, tra l'altro un soggetto che era noto, già da qualche tempo dava problemi in questo bar, quindi era noto ai commercianti, ai gestori della zona. Adesso appunto è finito in carcere, c'è questo ordine esecutivo e dovrà scontare questa pena, 5 anni e rotti di carcere. È per il momento tutto da Treviso. Con Nicoletta Rizzetto, Daniela, ti restituisco la linea. Grazie davvero a Cristian Arboi e Nicoletta Rizzetto. Noi continuiamo a parlare sempre di cronaca, ma ci spostiamo in Friuli Venezia Giulia, ci spostiamo a Udine per sentire proprio le reazioni di una rissa avvenuta in Viale 23 marzo. Il giorno dopo nella zona della rissa c'è ancora apprensione, anche se gli esercenti ci hanno quasi ormai fatto il callo. Questo è il racconto di una barista del bar Miluna, usato dai cittadini stranieri per fare rifornimento di vetri nell'indifferenziata. Da quello che mi ha detto la ragazza che era in turno ieri sera, c'erano dei ragazzi stranieri che si lanciavano delle bottiglie e che litigavano tra di loro. E noi mettiamo il vetro fuori e quindi può essere che da lì abbiano preso qualcosa. Per quello io la sera non facciamo orari fino a tardi, per evitare, poi siamo donne sole qua, di ritrovarci magari con gente strana, perché c'è tanta gente straniera che gira. L'opposizione comunale coglie la palla al balzo per sottolineare il declino verso il degrado di queste zone della città. Quanto alle risse, non è normale che stia diventando normale che non si possa prendere l'autobus senza timore di finire, di trovarsi in mezzo ad una rissa. Quindi c'è una inciviltà, una violenza assolutamente dilagante. La Regione ha appena stanziato fondi importanti con gli steward per la movida in tutte le città. Udine avrà l'assegno, diciamo così, maggiore a dimostrazione del fatto che la Regione non è affatto matrigna con Udine. A questo punto è il sindaco che deve fare il suo lavoro, perché non è ospite del Comitato per l'Ordine e per la Sicurezza. Se finora ha scritto 3 libri in 3 anni, mandando la sua assessora sempre al Comitato, forse dovrebbe ricordarsi che è un primo cittadino. In attesa poi che venga chiarito il contorno della vicenda, colpisce anche che tutto sia partito da un bus, con Fratelli d'Italia che attende da un anno provvedimenti in termini di DASPO urbano sotto questo punto di vista. Nel luglio 2025, quindi esattamente un anno fa, è stata votata all'unanimità dal Consiglio Comunale di Udine
una mozione presentata come primo firmatario dal consigliere Pittioni e da me discussa sul cosiddetto DASPO urbano, e siamo in attesa che insomma questa richiesta venga in qualche modo attivata. Che sia finito l'idillio di Viale Ungheria e dintorni non è dato sapere, ma i segnali restano un pochino inquietanti. Qualche settimana fa, penso subito dopo Ring, dove c'era Baba, insomma la guida spirituale, i residenti si sono svegliati proprio all'angolo tra Viale Ungheria e via Bertaldia con il pavimento completamente schizzato di sangue. Come ho detto, qualche settimana fa c'erano le lavatrici e si notano nuovamente spacciatori, gli stessi che erano stati arrestati, come il gioco dell'oca, no? Riparti allo start. Rimaniamo sempre in zona Udine. Detenuto di nazionalità marocchina distrugge del mobilio della cella, poi aggredisce 8 agenti penitenziari tra il carcere e il pronto soccorso, condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione. Sfascia la cella del carcere di Udine dove è detenuto e aggredisce in 2 diverse occasioni 8 agenti penitenziari, causando lesioni personali, tra cui una spalla rotta con pugni, calci, una testata e una spinta contro il muro. Per danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, Zaccaria Erraoui, 27 anni di nazionalità marocchina, detenuto nel carcere di Via Spalato, è stato condannato dal giudice monocratico Roberto Pecile a 2 anni e 2 mesi di reclusione. Il pubblico ministero aveva chiesto il doppio della pena. L'imputato aveva dato in escandescenza la prima volta il 25 febbraio del 2025, distruggendo gli arredi della cella, un tavolo e il water. All'arrivo di un agente penitenziario lo aggrediva tentando di stringergli le mani al collo, prima di essere immobilizzato e condotto al pronto soccorso. Ma in ospedale l'azione violenta proseguiva quando all'arrivo dello psichiatra Zaccaria si strappava l'ago dal braccio e il dispositivo per la misurazione della pressione arteriosa e tentava di allontanarsi dal box. In quel frangente colpiva con una testata uno degli agenti e ne spingeva contro il muro un altro. Si tratta dei 2 che hanno subito le lesioni più gravi, con prognosi di guarigione di 13 e 40 giorni. Tornato in carcere, dopo le cure del caso, il 7 aprile dello stesso anno si rendeva protagonista di un altro episodio di violenza nella sala colloqui, dove era prevista una videochiamata autorizzata con la sorella, che non andò a buon fine per ragioni tecniche. Al rifiuto opposto dagli agenti addetti alla sala di concedergli una telefonata ai genitori che non era stata autorizzata, si era scagliato contro di loro, spaccando ad uno gli occhiali da vista dopo averglieli strappati dal viso e afferrando l'altro al polso. Ed ora ci fermiamo per qualche altro istante di pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio da Udine, ci spostiamo in Veneto ed esattamente nel Padovano, con momenti di tensione al passaggio a livello di Via Roma a San Giorgio delle Pertiche. Un'auto è rimasta intrappolata tra le barriere abbassate con 2 treni in arrivo. Fondamentale l'intervento della polizia locale del campo Sampierese. Tragedia scampata al passaggio a livello, resta intrappolata tra le sbarre ma viene salvata dall'arresto dei treni. È accaduto a San Giorgio delle Pertiche, in via Roma. Una neopatentata di 30 anni è rimasta bloccata con l'auto tra le barriere del passaggio a livello, mentre i 2 treni stavano arrivando sui binari opposti. Secondo la ricostruzione della polizia locale del campo Sampierese, la conducente avrebbe impegnato l'attraversamento con il semaforo già rosso. Proprio in quel momento le sbarre si sono abbassate, intrappolando la vettura. Il primo convoglio è riuscito a fermarsi in tempo, evitando l'impatto. Anche un secondo treno ha dovuto arrestare la corsa. Gli agenti, intervenuti rapidamente, hanno guidato la donna nelle manovre necessarie per liberare il passaggio, consentendo poi il transito dei 2 convogli in sicurezza. Per la conducente sono scattate le sanzioni previste dal codice della strada: multa da 174 euro, sospensione della patente da 3 a 6 mesi e una decurtazione di 12 punti poiché titolare della patente da meno di 1 anno. Un'infrazione che poteva avere conseguenze ben peggiori. Per questo la polizia locale rinnova l'appello a rispettare sempre la segnaletica ai passaggi a livello. Un errore di valutazione può trasformarsi in una tragedia in pochi istanti.
Ed ora invece torniamo a parlare di un altro fenomeno che preoccupa soprattutto nel periodo estivo. Parliamo di furti, ennesimi assalti nelle abitazioni. La scorsa notte colpite 2 case a Marchesane di Bassano e una a Marsan di Marostica. Ladri ancora in azione, sempre più spregiudicati, hanno colpito per l'ennesima volta incuranti della presenza di persone. Siamo a Marsan di Marostica, dove i malviventi almeno in 3 si sono introdotti nell'abitazione della famiglia di Roberto Ferraro. Hanno agito mentre in casa c'erano marito, moglie e un figlio che stavano guardando la televisione, ognuno in una stanza diversa, e non a notte fonda, perché non erano neanche le 22:30. A un certo punto la moglie ha sentito come un piccolo tonfo. No, ed è partita a visionare, è andata verso le camere a visionare, e in quel frangente ha visto tutto sopra in camera, il figlio che stava guardando, aveva anche la finestra aperta e ha guardato all'esterno e ha visto uno uscire, saltare dalla finestra, è saltato verso il giardino e si è deleguato. Secondo Ferraro i ladri si sono arrampicati e sono entrati dalla finestra di una camera lasciata socchiusa per il caldo. Quanto l'hanno portato via? Beh, a me hanno fatto pulizia del portafoglio, mi hanno portato via sui 300-350 euro. L'orologio, quello sì, è un orologio che costoso abbastanza. Fa male, dà fastidio e fa rabbia vedere una cosa del genere, soprattutto pensare che potevate davvero... In tre in casa e capire che questi qua, molto probabilmente, come si sente sempre dire, cioè sanno che non pagano niente e quindi sono sfacciati, se ne fregano altamente. Roberto Ferraro ha denunciato il furto ai carabinieri e forse sono gli stessi ladri che di lì a qualche ora hanno colpito in almeno altre 2 case a pochissima distanza a Marchesane, e gli stessi che stanno seminando il panico un po' in tutto il comprensorio. Anche a Marchesane i proprietari erano in casa, che dormivano. Una situazione che sta diventando davvero ingestibile, intollerabile. La gente spaventata, arrabbiata e stanca. Tu non puoi mettere le mani addosso, no. Dire la verità, io se me li trovo di fronte, un certo peso ce l'ho e qualcosa li faccio. Questo è poco ma sicuro. Per fortuna però non vi siete incrociati. No. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina poco dopo le 7:30 in Contramuri nel comune di Lusiana Conco per soccorrere un cane di media taglia rimasto intrappolato sotto una catasta di tronchi e ramaglie. Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Asiago, che dopo un accurato intervento di rimozione del materiale ha liberato l'animale in sicurezza. Il cane, presumibilmente rimasto bloccato per circa un giorno, si presentava in evidente stato di stanchezza e disidratazione. Dopo essere stato rifocillato con acqua è stato affidato al cinovigile per le successive cure e gli accertamenti del caso. E io vedo pronto il nostro Lorenzo Maier. Avete sentito prima, abbiamo seguito insomma, il punto stampa del cardinale Pizzaballa. Magari sentiamo che cosa è accaduto e che cosa sta succedendo lì a Venezia con il nostro Lorenzo Maier. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno Daniela, a te e ai nostri telespettatori. Si è appena concluso da pochi minuti il punto stampa che al quale avete assistito in diretta, almeno per una parte. Non so ovviamente quale parte voi siete riusciti a intercettare dal cardinale Pizzaballa. Comunque il concetto importante che ha lasciato è che è una situazione molto complicata, dove però ci sono anche importanti segni di speranza. Lo ha detto il cardinale, dicendo che si deve fare qualcosa e che soprattutto dalla società civile israelo-palestinese
anche recentemente ha assistito a dei momenti di speranza, momenti positivi ovviamente, che vadano verso a una pace duratura. Si è anche detto fiducioso che prima o poi questa pace arrivi. Ha detto probabilmente non sarà più come prima, però siamo fiduciosi che si costruisca una pace duratura. Continua l'impegno quotidiano delle persone, continua l'impegno anche della Chiesa di Venezia verso questo fronte di pace. Questo è il motivo per il quale il Cardinale è voluto venire a visitare la città, e fuori programma perché non era previsto. Bravissimo anche il nostro Sandro Ponchio, che è riuscito ad intercettarlo. Ha parlato il Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, che ha voluto ovviamente lasciare la scena, la ribalta all'illustre ospite, ma poi è voluto intervenire su domanda appunto dei colleghi, dei giornalisti, spiegando appunto che la visita del Cardinale Pizzaballa qui a Venezia si inserisce in un percorso che la diocesi ha già in atto da tempo, perché queste le parole del Patriarca Francesco. Sono rimasto molto colpito da quello che ha sempre detto Pizzaballa, cioè che le immagini televisive non raccontano a sufficienza quello che poi in realtà si vive quotidianamente. Allora ha detto serviva una testimonianza diretta di chi questi luoghi li vive, per portare l'orrore della guerra alla ribalta, ma soprattutto per poter costruire il seme della pace. Ecco perché il Cardinale ha voluto volentieri essere qui oggi. Cardinale che poi nel pomeriggio in visita privata si recherà a pregare sulla tomba dell'Evangelista Marco nella cattedrale di San Marco, e poi raggiungerà Jesolo, dove lo seguiremo questo pomeriggio per la messa e per l'incontro con le associazioni in piazza Mazzini. Quindi un altro aspetto molto importante che ha detto il Cardinale Pizzaballa è Venezia è un luogo importante dove si possono lanciare alcuni appelli, si possono fare certi discorsi, perché chiaramente una cosa detta a Venezia, e a Venezia in particolare, ha una risonanza diversa, un'attenzione importante diversa rispetto al resto del mondo. Ecco, questo è stato un aspetto importante. Ultimo aspetto che volevo sottolineare, e è stato anche chiesto, visto che 10 mesi fa circa era intervenuto con un videomessaggio alla mostra del cinema invocando la pace, se c'erano stati passi in avanti, e lui ha risposto dicendo che la situazione, come sappiamo, è delicata, ma che appunto segnali di speranza ci sono. Oggi il suo colloquio, la sua interlocuzione col governo come Chiesa di Gerusalemme della Terra Santa è corretta, per cui c'è qualche segno di speranza che possiamo rilanciare qui da Venezia, pur in una situazione molto delicata. Se non hai domande dallo studio ti restituirei la linea, dandovi appuntamento nel pomeriggio per le prossime edizioni per Jesolo, e poi in serata per il suo discorso in piazza insieme alle associazioni. Grazie davvero a Lorenzo Maier. Ovviamente torneremo a parlare di questa visita del Cardinale anche nel corso delle nostre edizioni serali dei telegiornali. Diventano un caso le parole sulla polizia locale pronunciate dall'avvocato meloniano Fabio Crea nel corso di Ring. I sindacati lo segnalano all'ordine e al sindaco, ma il legale non ci sta e dice di essere stato strumentalizzato e non esclude azioni legali. Il caso è esploso nella riunione di maggioranza dell'altro giorno. Non so se voglia essere un gesto di intimidazione o un tentativo di censura, cosa che rispedisco al mittente. Non sono certamente questi atti che possono né intimidirmi personalmente, né professionalmente, né politicamente, né tantomeno sono sottoposto a censura. Tiene la linea il legale trevigiano esponente di Fratelli d'Italia Fabio Crea, dopo che il sindacato CSA Ospol lo ha segnalato all'ordine degli avvocati e per conoscenza il sindaco Mario Conte per alcune sue dichiarazioni fatte nel corso di Ring. La puntata è quella del 30 giugno scorso, si parlava di polizia locale e zona rossa a Treviso. In studio c'è anche il vice sindaco della Lega Alessandro Manera. Purtroppo io verifico che l'azione, l'attività
e l'azione della polizia locale non è corrispondente a quello che è il compito principale istituzionale, che è il rispetto dei regolamenti di polizia urbana. Non viene fatto rispettare in nessuna delle sue componenti, in nessuna. Allora, e questo sarebbe il compito della polizia locale. Allora, intanto che si occupi di questo. Da qui la levata di scudi del sindacato per cui la polizia locale è stata denigrata. Crea non ci sta. Non ho attaccato, come c'è scritto nell'esposto, uomini e donne della polizia locale. Ho criticato l'azione della polizia locale, un'azione che è eterodiretta ovviamente dagli organi politici, dall'assessore alla sicurezza, quindi lo trovo pretestuoso e strumentale come esposto. All'assessore alla sicurezza, la delega alla sicurezza ce l'ha il sindaco Mario Conte. Sì, esatto. La critica è dunque politica e tra l'altro non è la prima volta, ma c'è di più, dice Crea, ovvero che nell'esposto gli si attribuisca un concetto mai espresso. E il fatto che sia stato indicato che io voglio un presidio fisso nella mia abitazione dà il senso, oltre che del ridicolo, della strumentalizzazione politica che si vuole dare a quella che è una mia legittima critica da cittadino. Potrebbero esserci delle conseguenze per questa parte? Lo stiamo valutando, sto valutando anche con dei legali di fiducia. Il caso è già deflagrato. Lo stesso Conte, nel corso di una riunione di maggioranza convocata nella sede della polizia locale, avrebbe chiesto agli alleati una presa di distanze da Crea, suscitando tensione e nervosismo tra alcuni meloniani, su tutti Davide Acampora, per il quale il Consiglio Comunale non può essere ostaggio della diatriba personale e politica tra l'avvocato e il primo cittadino. Apriti cielo, parole grosse sono volate con il contiano Giampiero Aloisi. Tra accuse e sospetti interviene il sindacato. Respingiamo con fermezza ogni tentativo di strumentalizzazione o di coinvolgimento in dinamiche di contrapposizione politica. Ribadiamo integralmente il contenuto della segnalazione già presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, confermandone le motivazioni e le finalità. Il clamoroso assalto al portavalori fatto saltare con esplosivi ancora una volta in Puglia. Qui sono 11 assalti in meno di 2 anni contro la Battistolli di Vicenza, l'esasperazione dei vertici del gruppo. Ancora scene da Far West in Puglia, un assalto nel Foggiano al portavalori della Battistolli da parte di un comando composto da una decina di criminali è finito con l'esplosivo che ha fatto saltare la blindatura e la sottrazione di contanti per circa 2,5 milioni parzialmente andati in fiamme. Fortunatamente nessuno dei vigilantes è rimasto ferito, ma l'ennesimo episodio che si ripete con modalità militari è diventata una consuetudine inaccettabile. Che è un territorio che denota un elevato livello di criminalità. Negli ultimi 24 mesi, a partire dal gennaio del 2024, abbiamo subito 10 attacchi, 3 attacchi sono stati sventati, ma la cruenza e la violenza con le quali vengono perpetrati, si parla sempre di sistemi paramilitari, direi che è azzeccato come termine, in quanto all'incremento delle nostre attività di messa in sicurezza, sia attiva che passiva, c'è un incremento della violenza e dell'uso dell'esplosivo. La circolazione del denaro contanti in Italia è ancora imprescindibile, visto che rappresenta il 62% delle transazioni. Servono misure strutturali migliori per garantire la sicurezza necessaria per chi si occupa di scortare la liquidità, indispensabile ad esempio per pagare le pensioni. Le attività delle forze dell'ordine e delle autorità preposte sono continue. Noi abbiamo un dialogo molto serrato con le attività di intelligence svolte dalle forze dell'ordine. Non è sufficiente, la criminalità rappresentata da quest'area geografica è veramente spiazza e sorprende, perché ogni volta riescono a farla franca. La speranza che le pene maggiorate nel nuovo decreto sicurezza portino a risultati apprezzabili. Prioritarie invece restano prevenzione e intelligence da parte delle forze dell'ordine. Inutile invece pensare ad una escalation del potenziamento degli armamenti in dotazione ai vigilantes. Chiediamo che venga proprio considerata la nostra attività come una struttura che ha bisogno di avere la massima assistenza da parte delle forze dell'ordine e di tutte le autorità competenti. Il sindaco di Marostica sul nuovo tribunale della Pedemontana invita ad abbassare i toni e a evitare lo scontro. Bassano, Vicenza e il nuovo presidio è una necessità.
La mia posizione è quella di abbassare i toni. Avere questa divisione territoriale non serve a niente, al massimo serve a scoraggiare Roma, che una volta che vede un'attenzione per il territorio nella volontà di dare qualcosa, si trova un territorio che invece fa muro per non ottenere le istanze. A chiedere compattezza sul disegno di legge del Tribunale della Pedemontana è il sindaco di Marostica, Matteo Mozzo. Per lui è un grave errore mettere Vicenza e Bassano una contro l'altra. Il capoluogo, sostiene, ha bisogno di maggiori risorse per svolgere il proprio ruolo, ma questo non deve impedire la nascita del nuovo presidio giudiziario a Bassano. Da sindaco ritengo che il nostro dovere, e del dovere di tutti, è quello di cercare di migliorare la vita, la qualità della vita e soprattutto la possibilità di fare impresa nelle nostre zone. E questo si fa dando anche maggiori servizi come una giustizia sempre più efficiente e con più personale. L'europarlamentare Elena Donazzana e il deputato Silvio Giovini di Fratelli d'Italia parlano di un impegno assunto da tutta la coalizione con il territorio e ricordano che anche il ministro Carlo Nordio ha indicato come obiettivo l'apertura del Tribunale della Pedemontana entro la fine della legislatura. Ed è su questo che dovremmo lavorare, non la diatriba tra Bassano e Vicenza, ma una sinergia tra le due città e l'intero territorio per ottenere, uno, la riapertura del Tribunale della Pedemontana e due, tutto l'organico che serve a Vicenza per dare risposta alla provincia che è tra le più alte a livello di produzione artigiana e industriale d'Italia. Nelle ultime ore si è però sfilata la nuova sindaca PD Maria Ghimenton di Castelfranco, dopo che la città aveva sempre sostenuto il nuovo tribunale. Non cerchiamo di farci attribuire il termine allegorico di quando ci dicono che siamo come veneti dei polentoni, nel senso che noi siamo bravi a lavorare a testa bassa, ma poi quando dobbiamo chiedere le istanze per i territori ci dividiamo. Ed ora parliamo del tram e PNRR, siamo a Padova, obiettivi del PNR raggiunti. Il sindaco di Padova Sergio Giordani ha annunciato che la seconda linea Volta Barozzo stazione verrà inaugurata entro Natale nel 2027, pronta anche la terza linea. Raggiunto l'obiettivo non vuol dire che ormai il tram funziona perfettamente, ma raggiunto tutti gli obiettivi economici. Si tratta adesso di fare tutte le finiture, sono fermate, sono asfalti, c'è ancora da lavorare. Sembrava una missione impossibile, ma ce l'abbiamo fatta. Così il sindaco di Padova ha annunciato che tutti gli obiettivi previsti dal PNRR per la realizzazione del tram sono stati centrati. Stiamo parlando dei lavori previsti, dei target imposti per ottenere i finanziamenti per la messa in servizio. Ci vorrà ancora un po', ma intanto il comune di Padova sarà in grado entro il prossimo 10 agosto di rendicontare tutte le spese, in particolare quelle della linea SIR 2 Vigonza-Padova-Rubano, quella finanziata interamente dal PNRR, il cui progetto è stato sviluppato in 800 giorni. Stiamo iniziando a mettere le carte e secondo le linee guida del PNRR che sono uscite qualche settimana fa riusciremo a rendicontare un po' di più di quello che ci è chiesto. Questo ci rende felici perché essendo il PNRR un obiettivo nazionale possiamo dare un po' di obiettivi in più rispetto a chi magari sta realizzando delle opere ma non riuscirà a realizzare quanto previsto. Per il SIR 3, la seconda linea Volta Barozzo stazione, l'obiettivo PNRR era il deposito officina che è stato realizzato. I lavori della piattaforma e della rotaia erano già iniziati nel 2021, realizzate 12 fermate su 12, 3 sottostazioni e un deposito. L'opera è completa al 100% e sono in corso i collaudi. I collaudi sono già partiti, stiamo con le rispettive commissioni di collaudo dei vari SIR, stiamo lavorando da tempo, loro vengono sistematicamente a verificare lo stato di avanzamento delle opere e vengono a fare i collaudi delle opere completate. Faccio un esempio: la passerella sopra Corso Australia è stata collaudata, faccio un esempio: il ponte sullo scaricatore è stato collaudato, il ponte Mizzolo è stato collaudato. In autunno il pre-esercizio e per Natale il sindaco spera di inaugurare l'opera e regalarla alla città. Un bellissimo regalo, non vedo salirci su, veramente sono convinto che la città cambia in maniera importante, al di là delle polemiche. Tra 2 o 3 anni chi si ricorda più del SIR 1 che problemi che ha creato? Nessuno, tutti viaggiano sul SIR 1 e abbiamo aggiunto una cassa perché è talmente richiesto il tram, per comfort, per qualità abbiamo aggiunto una cassa in più, per cui sono convinto che è l'operazione giusta per Padova. Per
il SIR 2 Vigonza-Padova-Rubano, la più lunga con i suoi 18 km, la messa in esercizio inizierà nel 2027 e sarà pronto nella seconda metà dell'anno, quando Giordani avrà già concluso il suo secondo mandato. Ma anche qui gli obiettivi imposti dal PNRR sono stati raggiunti e verranno completati al 31 di luglio, data della proroga di conclusione lavori. Il sindaco ha ringraziato le 4 imprese che hanno lavorato per 2 anni senza sosta, in orari notturni, sfidando le estati torride, oltre 500 ditte subappaltatrici impiegate sulle linee, 90 persone tra direzione lavori e coordinamento della sicurezza. Alla presentazione degli obiettivi PNRR raggiunti per il tram anche i sindaci di Rubano e Vigonza, dove arriva la terza linea. Nella realizzazione della terza linea del tram, la SIR 2, sono stati coinvolti anche i comuni di Rubano e Vigonza, territori dove ci saranno i 2 capolinea della tratta, la più lunga mai realizzata con i suoi 18 chilometri. Comuni che in questi 2 anni hanno affrontato lavori che hanno avuto un grosso impatto sui loro territori, ma che in futuro, dopo questi sacrifici, avranno dei benefici, come ha spiegato la sindaca di Rubano, Chiara Buson. Nel nostro territorio sono previste queste rotonde che hanno davvero cambiato il modo di percorrere le nostre strade, mettendo anche in sicurezza quella che è la statale 11, che da sempre è una via veramente molto incidentata e che invece, impedendo completamente la svolta a sinistra, finalmente la rende molto più sicura. Se non ci sono stati investimenti diretti sul tram, Rubano invece sta per finanziare opere correlate per supportare la nuova viabilità. E noi abbiamo già messo a bilancio e stiamo già sviluppando il progetto per il nuovo centro di Rubano. Il tram passa proprio davanti al nostro municipio e quell'area merita uno sviluppo, un ammodernamento e una sistemazione. Abbiamo anche avviato i progetti di revisione di tutta la viabilità dei quartieri, perché ci sono dei quartieri che hanno proprio bisogno di un cambio, soprattutto per evitare che il parcheggio diventi un parcheggio selvaggio, quindi a discapito dei residenti, che invece il parcheggio deve rimanere a favore dei residenti e soprattutto a favore delle attività commerciali che tanto sono state sacrificate in questo periodo di cantieri. A Vigonza, visto che il tram arriva alle porte del comune nella frazione di Busa, è pronto anche il progetto di prolungamento. Insieme a Padova e ad APS sviluppato un piano trasportistico e la progettazione per la realizzazione dell'estensione fino a Capriccio. Anche da questo punto di vista abbiamo fatto le corse, perché in un paio d'anni avere il progetto, candidarlo ufficialmente in un bando ministeriale e poi iniziare con il Ministero il percorso per l'assegnazione dei fondi sono tempistiche veramente risicate, se pensiamo che tra SIR 1 e SIR 2 sono passati quasi 20 anni. Avviati anche 2 progetti per la realizzazione di 2 parcheggi scambiatori. Uno che è in una fase di esproprio per la realizzazione di 150 posti a ridosso della ferrovia di Busa, sotto la tangenziale per intenderci, e un altro che è proprio sulla rotonda Regia, dove oggi c'è un comparto abbandonato. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità, subito dopo torneremo qua in studio per l'approfondimento con la CGIL e parleremo di 730 del servizio successioni, quindi pubblicità e poi torneremo qua in studio.